Vittoria pesantissima per l'Ostia Mare che comincia nel migliore dei modi la sua Final Six in Under 15. Di misura si impongono i biancoviola sul campo del Monteruscello, ora una settimana di riposo e poi ci sarà la sfida decisiva in casa contro il Fairplay Messina. I biancoviola provano subito a farsi vedere in avanti con un tentativo del solito Di Vita che viene però bloccato senza problemi dal portiere di casa. L'Ostia Mare continua a spingere, prova a farsi vedere ancora dalle parti della porta avversaria. Questa volta da sinistra il pallone arriva ad Occulto, tornato titolare dopo l'infortunio, tenta la rovesciata ma anche in questo caso Mautone blocca senza troppi problemi e va poi al rinvio lungo a caccia delle punte. Sempre da sinistra l'Ostia Mare che prova questa volta con la percussione palla al piede di Borgni, arriva un tiro cross insidioso ma ancora una volta il portiere campano controlla senza troppi problemi prima che l'arbitro poi fermi il gioco per un infortunio di un giocatore di casa. Con le immagini passiamo alla ripresa, Agostini qui in pressing alto va a riconquistare il pallone, si appoggia poi allo stesso Di Vita che cerca un insidioso tiro cross di destro, il portiere Mautone blocca in due tempi anticipando anche Memmi che già pregustava il tap-in. Dall'altra parte attacca il Monteruscello, qui tentativo in acrobazia che non trova però le sorti sperate, poi colpo di testa debole che si spegne tra le braccia di un russo che blocca in sicurezza. In questo secondo tempo il Monteruscello è spesso pericoloso sulle palle inattive, in particolare con il difensore centrale Castaldo che qui va al colpo di testa, pallone che si spegne di poco alto sopra la traversa, sicuramente uno dei migliori, il centrale in maglia numero 3 dei biancoverdi. Nel finale spingono ancora i padroni di casa, qui Colombo bravo a recuperare il pallone, libera una gran botta da fuori, qui ci vuole la gran parata di Russo che si allunga alla sinistra e devia in fallo laterale. La gara sembra ormai destinata al pareggio ma arriva il guizzo confezionato da due nuovi entrati, punizione di Occulto di Michele, di tacco la rimette dentro e Morelli da due passi fa esplodere di gioia i biancoviola. Nel finale poi il Monteruscello ci prova da fuori ma arriva il triplice fischio del direttore di gara, 3 punti per l'Ostia Mare.